Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Focus in primo piano sul maltempo che ancora sta interessando i nostri territori, in modo particolare tra ieri sera e questa notte ci sono stati dei problemi nella Castellana, soprattutto in città, a Castelfranco, con l'esondazione del torrente Avenale che appunto uscito dagli argini ha invaso negozi, strade, lambendo anche la casa di riposo, il centro trasfusionale. Le piogge molto forti degli ultimi 2 giorni con una nuova bomba d'acqua ieri sera hanno fatto sì che gli argini non reggessero più, il fiume quindi si è riversato sulle strade della città, arrivando a lambire anche piazza Giorgione. Ci sono stati anche dei problemi all'ospedale con l'ingresso dell'ospedale vecchio completamente allagato, è andato sott'acqua anche il centro trasfusionale dell'Avis, il parcheggio e ci sono stati dei problemi anche nella vicina casa di riposo, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato ieri sera e poi per tutta la notte per prosciugamenti e per limitare i danni. Ci sono stati problemi in diverse vie della città, problemi anche ad alcuni negozi che sono stati appunto invasi dall'acqua. La protezione civile, la vedete nelle immagini, ha lavorato per distribuire sacchi di sabbia da porre davanti alle porte e alle vetrine per impedire all'acqua di entrare. I lavori sono stati seguiti per tutta la notte dal sindaco, scusate, della città Stefano Marcon, e poi è arrivato sul posto anche l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Più tardi ci collegheremo con i nostri inviati sul posto per fare un po' il punto della situazione, occhi puntati anche sul Muson, poiché l'acqua non è riuscita a defluire completamente a causa del crollo di un ponte nel cantiere del nuovo bacino di laminazione a Riese Pio X, e questo ha fatto sì che i detriti che hanno ostruito l'alveo del fiume abbiano impedito appunto il deflusso delle acque, costringendo quindi la protezione civile e i vigili del fuoco a lavorare a un continuo monitoraggio, quindi sorvegliato speciale. Più tardi torneremo quindi con i nostri collegamenti a parlare di questa nuova ondata di maltempo che peraltro è destinata a continuare anche nelle prossime ore. Ma adesso parliamo di economia e della situazione in questo momento così particolare e difficile del nostro paese. Ci colleghiamo in diretta Skype con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Eccolo qua, la vediamo. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Allora, sono ore molto importanti queste per delineare quelle che saranno le prossime mosse del governo sulla questione dell'economia, per la ripartenza dell'Italia in questo momento appunto così difficile. Ieri è stato presentato il piano Colao con vari punti, insomma ne discuteremo tra poco, insomma, sui quali è stata posta l'attenzione da parte di questa task force di esperti guidata da questo manager tra i più quotati a livello internazionale del nostro paese. Per venerdì sono previsti gli stati generali dell'economia. Baretta, come ci si muoverà quindi in questo momento? Sì, lei ha ricordato giustamente i 2 momenti delle prossime ore: da un lato l'analisi del piano Colao, ma soprattutto l'accordo fatto ieri sera in maggioranza per avviare questi stati generali dell'economia. Si è molto discusso in occasione del decreto rilancio della necessità che non ci fossero solo la parte assistenziale, che non ci fosse solo sussidi, ma che si avviasse il più presto possibile una linea di ripartenza sugli investimenti, sullo sviluppo economico del Paese, che ha difficoltà ovviamente, come ce l'ha in tutto il mondo, perché questa emergenza è stata straordinariamente pesante, improvvisa ed imprevista.
e quindi la linea di fondo è adottare una strategia che traguardi in più anni la ripresa economica e rilanci il Paese, soprattutto nella sua caratteristica di essere un punto di riferimento internazionale. Il Made in Italy rappresenta un elemento totalmente importante da rilanciare, e in quest'ottica però anche il rilancio dei consumi interni e quindi la necessità di ripristinare o potenziare il reddito delle persone che oggi ha subito una caduta forte a causa delle chiusure. Quindi una strategia di respiro fondata sull'idea che l'Italia ha un posto centrale nel mondo e che ha tutte le potenzialità. Da questo punto di vista i nostri territori devono giocare una partita a pieno, non solo perché il Veneto è una regione importantissima nel quadro europeo, ma soprattutto perché Venezia è oggettivamente e strutturalmente un punto di attrazione nel mondo e quindi un portavoce del futuro dell'Italia da far diventare centrale ulteriormente nelle strategie di crescita e di sviluppo, a ripartire da una nuova idea di turismo, a ripartire da una nuova idea di cultura e anche da un'idea di attività produttive che hanno subito questa difficoltà ma che possono essere rilanciate. Ecco, sicuramente sono tanti i punti, no, da prendere in esame in questa situazione. Sottosegretario, in questo piano che è stato redatto da questa task force di esperti guidata da Colao, fungerà, diciamo, da faro, oppure ci sono già delle resistenze? Insomma, si sono sentite notizie anche, come dire, di tensioni tra i partiti della maggioranza proprio in questo senso. Ma sa tutti i piani, soprattutto quelli presentati da personalità tecniche, per quanto autorevoli, poi vanno sottoposti al vaglio della valutazione politica. Per questo è opportuno tenere insieme il piano Colao con questa linea degli stati generali dell'economia, perché sarà lì dove poi si porterà a sintesi. Il punto fondamentale non solo del piano Colao, ma anche diciamo dell'approccio generale che stiamo avendo, è come rendere compatibile una situazione sanitaria che è solo parzialmente risolta. Siamo per fortuna molto avanti. Ricordo che per 2 mesi abbondanti siamo stati il primo paese al mondo per contagio, adesso siamo il 7º, e vuol dire che quindi le scelte fatte hanno pagato, hanno avuto il loro risultato, ma il fatto che siamo a questo punto e che vediamo che si sono ridotti i contagi non ci tranquillizza. Quindi come mantenere tutte le difficoltà anche della prevenzione, il distanziamento, le mascherine, con la necessità invece di attivare il più possibile la ripartenza economica, ad esempio il turismo, come fare in modo che il più presto possibile si sblocchino definitivamente i vincoli intraeuropei e internazionali, ma al tempo stesso come garantire ai turisti che vogliono venire in Italia quelle condizioni di sicurezza che peraltro credo siamo in grado di dare, perché abbiamo discusso molto anche dei problemi, dei limiti della nostra sanità, ma comunque abbiamo una sanità che è all'altezza dei primi posti nel mondo, e nel nostro territorio questo è maggiormente qualificato. Quindi il piano Colao si inserisce all'interno di una strategia, diciamo, molto, molto forte, non è isolabile dalle scelte politiche. Ecco, sottosegretario, in questi stati generali dell'economia sono convocate anche le varie categorie imprenditoriali e del mondo del lavoro, le parti sociali, per poter confrontarsi e discutere insieme quelle che sono, diciamo, le richieste anche che vengono dal mondo produttivo. Sentiamo insieme il presidente degli industriali del Veneto, Enrico Carraro, che ieri sera a Ring ha parlato proprio di questo ha fatto anche ha commentato anche quelle che sono state le dichiarazioni del presidente dell'INPS Tridico. Sentiamo l'intervista. Ho letto qualche cosa, sono 121 schede, le ho sfogliate, c'è qualcosa di buono, finalmente viene introdotto lo scudo penale per gli imprenditori in ragione dell'epidemia Covid. C'è un review delle tasse, ci sono di nuovo i superammortamenti per gli investimenti nelle industrie 4.0,
la proroga dei contratti a termini, mi sembra che ci sia qualche cosa di ragionevole, qualche cosa di buon senso. L'ha fatta arrabbiare l'intervista di Tridico, che oggi posso anche leggerle qualche passaggio testuale. Lo legga per gli spettatori, io l'ho letta, mi sono molto infatti arrabbiato. Per i telespettatori, allora, forse un ricorso così abnorme alla cassa integrazione, intanto dice il presidente dell'INPS che entro venerdì, quindi fra pochi giorni, saranno pagate tutte le restanti 420.000 casse integrazione nel nostro paese. E in buona sostanza dice che qualche imprenditore ne approfitta. Certo, il rischio c'è, è chiaro che stiamo sovvenzionando anche aziende che altrimenti chiuderebbero, licenzierebbero. Così come stiamo sovvenzionando con la cassa integrazione anche aziende che potrebbero ripartire, magari al 50%, e grazie agli aiuti di Stato preferiscono non farlo. E perché non ripartono, chiede Francesco Bei su Repubblica, per pigrizia, per opportunismo, magari sperando che passi la piena e il mercato riparta come prima. Cosa dice, Presidente? Che sono delle parole offensive per gli imprenditori. Sicuramente il mondo dell'impresa è anche grande, variegato, ci sarà qualcuno di questi casi, ma il presidente dell'INPS non può generalizzare. Oggi molti imprenditori vivono con estrema difficoltà, non solo economica ma anche psicologica, e questo periodo, pensare che le aziende oggi non aprano per pigrizia è una cosa ingrata nei confronti degli imprenditori che tanto hanno fatto e tanti sacrifici hanno fatto in questo periodo. Ecco, sottosegretario Baretta, come commenta queste parole del presidente degli industriali Carraro? Industriali veneti, naturalmente. Sì. Beh, innanzitutto rilevo la prima parte dell'intervista delle dichiarazioni del presidente Carraro, e cioè aver ritrovato nei documenti preparatori degli Stati Generali alcune delle risposte o delle questioni che interessano al mondo produttivo e al mondo del lavoro. Innanzitutto lo scudo che veniva ricordato, peraltro l'abbiamo iniziato a introdurre proprio nella conversione del decreto liquidità. Io stesso assieme ai colleghi ho proposto in Parlamento questa modifica, che poi è il punto di partenza per arrivare alla definizione di cui si parla, ma anche il rilancio di 4.0. Voglio ricordare che nel decreto rilancio c'è anche il bonus per il rifacimento energetico degli edifici, addirittura col 100 o 110% di ammortamento. Quindi questa parte dell'intervista di Carraro mi sembra che colga questi elementi di novità sui quali dobbiamo lavorare e dobbiamo ulteriormente rafforzarli. Sulla seconda parte la mia opinione è molto semplice: guai a generalizzare. È un errore generalizzare e dare l'impressione che ci sia nel mondo industriale situazioni che possono essere prese come questione generale. Penso che però sia convenienza degli industriali stessi isolare se ci sono situazioni di abuso, perché queste fanno male all'impresa stessa. È come chi evade, no? Va isolato, perché gli industriali onesti, gli imprenditori onesti ne ricevono solo un danno da chi abusasse, un danno da chi evade. Quindi sbagliato generalizzare, ma al tempo stesso chiediamo collaborazione anche agli industriali, perché chi fa il furbo in tutti i campi non abbia legittimità di muoversi in un mondo economico che invece ha bisogno di grande lealtà e anche di grande collaborazione. Ecco, Baretta, a proposito dell'evasione fiscale cui lei accennava poco fa, tra i vari punti che sono stati messi in evidenza dalla task force c'è anche proprio quella di spingere proprio sulla lotta all'evasione, magari anche con un condono del nero. È stata avanzata anche questa idea. Lei come la vede? Ma diciamo, personalmente ho molti dubbi sull'idea del condono, perché apre la stura a situazioni non prevedibili. Quello che è chiaro però è che dal Covid, tra le molte cose che abbiamo imparato, due sono evidenti: quanto fa male una cattiva burocrazia, non la burocrazia, una cattiva burocrazia, e quanto ci mancano i soldi dell'evasione fiscale.
Noi abbiamo fatto una manovra di 80 miliardi in debito e il fatto che ci siano 100 miliardi di evasione fiscale in questo Paese è un danno per tutti i cittadini onesti, e quindi la lotta all'evasione fiscale nelle forme e nelle modalità più consone, probabilmente una strada diciamo da praticare potrebbe essere quella di una riduzione complessiva del carico fiscale, e quindi la riduzione del carico fiscale potrebbe, e allora ci vogliono anche strumenti di controllo, richiamare una nuova lealtà ai cittadini stessi. Pagare meno per pagare tutti, si dice da esatto. Anni, ma finora avevamo cominciato prima del coronavirus con l'idea di presentare addirittura ad aprile una ipotesi di riforma fiscale, poi ovviamente quello che è successo ha rallentato, ma in queste settimane lo stesso ministro Gualtieri lo ha detto che bisogna riprendere, e credo che sia un tema decisivo anche proprio nell'ottica della ripartenza. Le imprese e le famiglie devono avere più spazi fiscali per poter gestire meglio le loro risorse, che oggi sono minori di quelle dell'anno scorso. Ecco, lei accennava alla burocrazia, alla cattiva burocrazia. Sappiamo come sia veramente una palla al piede del nostro Paese, e possa essere una palla al piede ancora più pesante in questo momento di ripartenza. È necessario quindi per forza dare una svolta anche in questo senso. Sì, direi che ci sono alcune cose che non solo sono giuste, ma sono assolutamente obbligate dopo quello che è successo. E peraltro uno dei piani che, come lei sa, come sapete, del governo è proprio un decreto sulla semplificazione. Quindi rilancio economico, lotta all'evasione e semplificazione sono gli strumenti con i quali si affrontano i prossimi mesi, che peraltro sono mesi decisivi, perché sono quelli nei quali la ripartenza, le riaperture, come si vede, non sono facili. Ci sono situazioni positive da riapertura, ma ci sono ancora difficoltà. Quindi teniamo sul piano sanitario, evitiamo ricadute, contemporaneamente investiamo molte risorse per aiutare le imprese a ripartire e le famiglie a poter riprendere un piano di consumi che sia, diciamo, collegato anche a una nuova serenità, perché poi la fiducia è legata anche proprio all'idea che l'economia riparte. Attenzione, non ripartirà come prima, qui ci vuole anche uno sforzo, diciamo, di immaginazione, di progettualità. Molte cose dovremmo noi cambiarle, pensiamo al turismo ad esempio. È chiaro che abbiamo bisogno di una programmazione molto forte dei flussi turistici, dobbiamo attrarre i turisti ma contemporaneamente regolarizzare, non possiamo tornare agli eccessi che hanno visto ad esempio Venezia schiacciata negli anni scorsi. Una buona programmazione dei flussi preventiva, questo è quello che ci vorrà, ma lo stesso dal punto di vista dello sviluppo delle attività commerciali, no ad esempio una monocultura, cioè una sola linea di sviluppo. Nel nostro territorio abbiamo bisogno di una pluralità di interventi. Le condizioni ci sono, non è facile, ma la forza, diciamo, imprenditoriale dei nostri imprenditori e anche la voglia di ripresa che c'è tra i cittadini ci mette nell'ottica di poter fare dei passi in avanti importanti attraversando questi, diciamo, mesi ancora di difficoltà. Ecco, dobbiamo stare attenti anche a non perdere quelli che sono i gioielli di famiglia del nostro Paese. Si stanno già verificando in queste settimane speculazioni, investitori soprattutto stranieri che stanno cercando di acquistare a prezzi ribassati, vista la crisi che stiamo attraversando, edifici storici, gran parte di quel meraviglioso patrimonio che il nostro Paese ha e che tutto il mondo ci invidia. Quindi, rischiando di perdere quelli, è chiaro che rischiamo poi di entrare in una involuzione proprio della catena anche del turismo, no? nel nostro Paese, con tutte le conseguenze negative del caso sulle economie poi territoriali. È molto giusto questo riferimento per due aspetti diversi tra loro, ma che è bene aver presente contemporaneamente. Il primo, il fatto che c'è un rischio di una speculazione anche internazionale sui nostri beni, e il secondo, che c'è il rischio di un'aggressione della malavita organizzata sui nostri beni. Sono due fenomeni distinti che non vanno confusi, ma sui quali ci vuole una grande attenzione. Recentemente su un giornale locale il comandante della Guardia di Finanza di Venezia ha denunciato i rischi
di una presenza eccessiva del mondo malavitoso nell'economia del nostro territorio, ma al tempo stesso c'è una speculazione, diciamo, virgolette legale, no? che però si affaccia, ed è quella a cui lei faceva riferimento. Io penso che su questo ci voglia un intervento congiunto, cioè il governo ha fatto una mossa, nel senso che ha rafforzato la Golden Power, c'è la possibilità di intervenire e impedire scalate ostili, ma non basta l'azione del governo. Io penso che i comuni, ad esempio, penso al Comune di Venezia in particolare per l'importanza che ha, debba stilare proprio un elenco di quelle che sono le situazioni a rischio e costruire una sorta di protezione congiunta con Regione e Governo e anche con gli imprenditori locali, in maniera tale che si eviti dei processi di carattere speculativo. Attenzione, non significa impedire i rapporti con altre anche catene finanziarie straniere, perché questo fa parte, ma si tratta proprio di impedire quello che lei diceva, cioè un intervento furbo e speculativo che a basso prezzo prende tesori che invece possono essere benissimo mantenuti e gestiti da noi, e quindi il lavoro deve essere congiunto tra l'autorità centrale e le autorità locali assieme alle forze di polizia. Ecco, c'era un'altra questione che volevo affrontare velocemente con lei adesso, che è quella che riguarda le elezioni. Ieri alla Camera si è votato, insomma, la prima finestra utile per questo Election Day che verrà ad accorpare, diciamo, i diversi appuntamenti elettorali dell'autunno, regionali, amministrative e referendum. La prima finestra utile è quella del 20-21 settembre. Mugugni e polemiche. Qui in Veneto ci sono stati diversi scontri. Vediamo che cosa è successo ieri sera a Ring tra Mario Conte, Graziano Azzalin e Erika Baldin. Poi commentiamo insieme. Francamente l'ultimo pensiero del governatore Zaia era quello di andare a rinviare l'inizio della scuola per andare alle votazioni, quindi la risposta più logica sarebbe stata quella di andare al voto a luglio. Le condizioni c'erano perché fortunatamente le città si stanno riempendo, i locali, i ristoranti, evidentemente forse prevale più la paura del voto che non altro. Non è un fatto burocratico le elezioni sindaco, non nascondiamoci lo dicevano anche i governatori del centro-sinistra, al di là di Zaia. I governatori uscenti, destro-sinistra, volevano approfittare di questa esposizione mediatica, appunto. Quindi voglio dire, dobbiamo essere chiari su questo. Allora è bene ripristinare le cose, azzerare, non è un problema di un mese, due, è un problema di garantire le regole democratiche in questo paese. Perché, e mi risponda, c'è necessità di fare una conferenza stampa raccontando le lettere che arrivano della nonna dei Pulcini e di questo e di quell'altro, monopolizzando l'informazione? Quindi, signor Sindaco, parliamo delle cose chiare e reali e non nascondiamoci dietro un dito. Consigliere, ma le chiedo scusa, ma se non fosse necessaria la conferenza stampa, sarebbero i cittadini a deciderlo, perché non lo seguirebbero. Evidentemente, se c'è questa voglia di essere aggiornati a fronte di un'emergenza che ha messo in ginocchio l'intero paese, evidentemente il governatore fa bene a continuare a comunicare, a tenere aggiornati i cittadini. E voi preferite rinviare ulteriormente l'inizio della scuola dopo che per 3 mesi è stata chiusa, semplicemente perché dovete fare la campagna elettorale. Buona fortuna, fatela, ma lasciate che gli studenti vadano a scuola, dai. Lei dietro una pagliuzza, chiaro, primo. E allora bisogna garantire le regole democratiche. Ecco Baretta, insomma, tra i vari partiti politici ci si sta scornando sulla questione delle elezioni, molto probabilmente a quanto pare il 20 e il 21 settembre. Ma guardi, l'emendamento che propone la data del 20-21 settembre è un emendamento di un deputato importante e autorevole del centrodestra, l'onorevole Sisto. La Lega si è astenuta, non ha votato contro, quindi le polemiche stanno a zero e evidentemente su quella data, al di là, diciamo, delle dichiarazioni elettorali, anche la stesso centrodestra ha convenuto essere una data ragionevole. A questo punto assumiamola per una data se è questa che il Parlamento confermerà, e pensiamo ai contenuti della campagna elettorale. Mettiamo già il tempo è stretto e già dovremmo fare una campagna elettorale in un periodo, diciamo, difficile come quello di agosto. Mica potremo, diciamo, rompere le scatole alla gente nei pochi giorni di vacanza, ma avremmo
tutto il periodo di luglio e il periodo finale di agosto e di settembre, quelle poche settimane, parliamo di contenuti, consentiamo ai cittadini di farsi un'idea sulle scelte che devono compiere, soprattutto diciamo non solo per la parte regioni ma anche per le parti dei comuni, perché ci sono alcuni comuni importanti anche nel nostro territorio, ovviamente c'è Venezia che è addirittura capoluogo di regione, ma ce ne sono altri, Portogruaro, Dolo e così via, quindi diciamo è un appuntamento importante, mettiamo i cittadini nelle condizioni di decidere. Grazie al sottosegretario all'economia Paolo Baretta per questo collegamento, buona giornata a lei e buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, subito dopo ci collegheremo in diretta con i nostri inviati a Castelfranco per fare il punto sull'ondata di maltempo e sulla lunga notte di paura vissuta nella Castellana. Pubblicità tra poco.